Buongiorno a tutti e digia a vina di nostra girandolada all'isola per st'ultima tappa e manda a scontrare subito un artigiano, un liudaio installato da voi un anno all'isola di Matteo Graziani che noi vedremo subito in doso a telo. RCFM e Campacui. Allora, questa passione mi è venuta in Pigna, in cui Ugo Casalonga, che era un professore di gida, era all'epoca, quando ho principiato all'età di 5 anni. Spesso ero in Delu, per vedere il lavoro, per vedere il mestiere, sentire i legni e vedere appena lavorare. Allora, soprattutto a 15 anni in Italia, in città di Cremona, in dove sono stato 5 anni. Ho passato il baccalaureato nell'anno 2005, ho preso il diploma di maestro udaio dopo questi 5 anni e poi soprattutto in Genova, in dell'atelier di Alberto Giordano e io ho lavorato in Alberto Giordano e a Sera lavoravo in Carlo Pierini che lui era un ludaio che faceva chitarre e in lui mi sono perfezionato per tutto quello che sono chitarre e mandolini, ecco. Qui in l'isola facciamo riparazione, costruzione, regoliamo appena tutti gli strumenti, ecco. E facciamo violini, viole e violoncelli, che è un quartetto, e lavoriamo assai in chitarre e mandolini. Allora, oggi è un anno, c'era un bel progetto che abbiamo fatto in Carlo Birini in Genova. Abbiamo questo progetto di fare una marca, ma soprattutto sono entrato in Corsica e non l'abbiamo mica fatta. E oggi era degli anni che vogliava questa cosa e ne abbiamo approfittato di un confinamento, il primo confinamento, per lanciare marca. Ecco. E la marca si chiama Graziani Guitars ed è una marca di chitarre, ecco, chitarre e mandolini, in dello stile americano. Allora, a me sono sempre piaciute le chitarre folk come facciano gli americani, senza parlare di certe marche famose, ma sono quelli che hanno inventato gli strumenti folk e mi sono sempre piaciuti. In Corsica abbiamo un interesse assai maggiore per tutti questi strumenti e i chitarristi suonano assai chitarre americane e mi sono detto fa una marca made in Corsica può essere un bel affare, ecco. E ho realizzato un vecchio progetto. Il mio progetto è di far sviluppare la marca. Ora siamo in Covid, dunque assai difficile parte per fare saloni di luteria, ma quando tutto sarà finito e si sarà piantato appena tutti questi affari, partiremo in Francia, in Italia, spero in America, se mai un giorno potremo fare un NAM che è assai famoso e non da far conoscere la marca in cui musicisti, pubblicità, ecco, i video che ho fatto in cui certi musicisti assai famosi in Corsica. E così che si compie la nostra girandolada all'isola in Balagna, ringraziamo a tutte e a tutti di vostra fedeltà e sapete che ci vedremo da qui a poco per altre spaziate. A presto! RCFM e Campacui.